Quindi adesso mi sto recando sul monte Ioannaz, o meglio quello è l'obiettivo. Vediamo se ci arrivo. Purtroppo oggi è molto nuvoloso e come solitamente accade in queste giornate c'è bora, per cui fa molto freddo e sono imbacuccato come l'omino Michelin. Però adesso che mi muovo, sto pedalando già da una ventina di minuti, insomma inizio a scaldarmi e sto abbastanza bene. Le raffiche non sono troppo forti, adesso uscirò, avrò un bel tratto proprio fuori dai paesi e vediamo quanta fatica si fa. La mia meta è lassù, quei prati bianchi là in alto, sono circa un po' più di 20 km andare con un 900 metri di dislivello circa. Ok, ho appena passato il paese di Faedis, alla fine non è stata poi così dura, la bora fortunatamente è abbastanza irregolare, ci sono delle raffiche ogni tanto ma non dà troppo fastidio per quanto riguarda la pedalata. Adesso ho un tratto in tipo falsopiano e qui dove ci sono questi cartelli girerò a sinistra e inizia la salita. Finora insomma sono andato in piano, comunque in leggera salita, adesso inizia la vera salita. Devono essere circa un 8 km mi sembra, 8-9 km, non è tanto dura, fino a Canebola che è il paesino che c'è quasi alla fine della strada. Poi dopo Canebola c'è lo strappo devastante, ci sono due tornanti molto ripidi e poi un piccolo rettilineo che ti spacca le gambe. Andi. Però una volta lì dovrei già aver trovato la neve e almeno quella potrebbe alleviare la fatica. Ok, eccoci qua. Come in tutte le salite delle valli del Natisone e del Torre, all'inizio ci sono questi cartelli che indicano la salita al dislivello. Quindi abbiamo una lunghezza di 7,8, dislivello 5,90, questo fino alla bocchetta di Sant'Antonio. Quindi poi per lo Ioannaz bisogna aggiungere altri 200 metri circa. La pendenza media è del 7,6 con una massima del 12. E quella del 12, se non ricordo male, proprio dopo l'abitato di Canebola. Questa è una strada classica del ciclismo friulano di pianura, cioè chi viene dalla pianura, è una delle salite più vicine, quindi si fa spesso, qui si incontrano un sacco di altri ciclisti, mountain bike, bici da strada, c'è un po' di tutto, perché comunque si sale abbastanza tranquilli e poi sopra c'è tutto un percorso in cresta su delle vecchie strade, è molto bello, si riescono a fare una cinquantina di chilometri partendo da Udine, molto easy, fanno 700-800 metri di dislivello, un buon allenamento. Oggi tra l'altro che è zona arancione, in teoria le macchine si muovono solo all'interno del comune, quindi diciamo che la strada è quasi tutta per i ciclisti. Vediamo, perché mi sono già passate un po' di macchine, adesso ne sta scendendo un'altra. Per il comune di Faedis mi sembra che ci sia un po' di troppo traffico. Credo di essere circa a metà strada, un po' di meno forse. Però la situazione è grave, nel senso, non tanto dal punto di vista fisico, perché ho preso il mio ritmo e vado su costante, non sto faticando, ho i battiti un po' altini, ma diciamo tutto gestibile, tutto nella norma. Il vero problema è che praticamente sto venendo superato da tutti, cioè gente che vedo due tornanti sotto e dopo 2 minuti mi sento vicino a me, mi salutano e vanno. E ok che sono tutti stradisti, per cui magari bici da strada un po' più leggera, più dedicata a salire su asfalto, però cazzarola hanno tutti un ritmo devastante, cioè faccio ridere in confronto e insomma questo è un po' così, insomma non è molto gratificante, davvero mi stanno superando tutti. Comunque io adesso continuo col mio ritmo, sono circa su 10 km all'ora circa, vado un po' più pendente, scendo 8, diciamo che vario tra gli 8 e i 12 km orari in salita e cerco di andare via costante in modo da non strafare. Però cazzarola mi sta veramente sulle palle questa cosa, che tutti mi superano, tutti. Bene, mancano 2 km a Canebola e adesso pian piano il bosco inizia ad aprirsi, si vede un po' giù verso la pianura. Purtroppo c'è sto tempo un po' nuvoloso, peccato che già da qua, già da Canebola, ma poi dalla Madonnina del Dom si vede giù il mare. Purtroppo, nonostante sia quasi da mezz'ora ormai in salita, continuo ad aver freddo ai piedi. Ho ordinato i copriscarpa, sono stato ieri da Decathlon ma li avevano finiti, quindi li ho presi su internet, però ovviamente mi arriveranno la prossima settimana, quindi anche oggi sono senza. Ho i calzetti pesanti in misto lana, però non bastano, probabilmente comunque l'aria è fredda, le scarpe non sono invernali, sono da 3 stagioni, quindi adesso alla punta dei piedi ho un po' freddo, cerco di muovere le dita un po', la situazione non è proprio critica, però non è nemmeno delle migliori, mentre per il resto devo dire che sto abbastanza bene. Oggi ho la maglia termica, la salopette col fondello, poi ho messo la maglia invernale da ciclismo e un gilet di quelli della camp da trekking, e lì tutto bene. Con i guanti, all'inizio avevo i guanti invernali, adesso per la salita li ho tolti, sto bene anche senza guanti. Poi ho un sottocasco, a dire la verità è un buff messo a cuffietta, quindi sì, solo i piedi, purtroppo ho un po' di freddo. Chianeule, sono arrivato a Canebola, perché adesso dopo il paese si parte per la bocchetta di Sant'Antonio, che lì è dura.
Il paesino è molto bello secondo me, cioè niente di particolare, però la posizione è super perché praticamente domina tutta l'alta pianura friulana giù fino al mare. Questa è la piazza con la chiesa e un po' di neve, adesso inizia. Andi, pian pianino adesso vado su. Questa è la bocchetta di Sant'Antonio. Vedo molte macchine, zona arancione, non si può uscire dal comune, 40 macchine. Vabbè, ok. Eccoci qua, un bel ingorgo. Ok, allora lasciata la bocchetta di Sant'Antonio, adesso la strada prosegue verso la Madonnina del Dom. D'inverno questa strada non viene pulita, quindi in macchina si può andare fino lì alla bocchetta di Sant'Antonio, altrimenti o si ha fuori strada o comunque bisogna avere anche le catene, perché come vedi qui adesso dove sono già passate macchine la neve si è battuta, si è ghiacciata ed è proprio ghiaccio. È anche il motivo per cui oggi sono salito con la mountain bike. Di solito di qua vengo su con la gravel, però oggi insomma avevo intenzione almeno di arrivare alla Madonnina del Dom, per cui è necessario avere una mountain bike. Tra l'altro qui siamo un po' al limite perché sto slittando un sacco e forse è meglio stare sulla neve che è proprio ghiaccio vivo, quasi quasi servono. Decisamente meglio proseguire sulla neve, stavo per ribaltarmi per bene e appunto come dicevo quasi da gomme chiodate sto pezzo qua, però qui sto facendo una fatica bestia, quindi adesso devo capire come fare. Non facile devo dire. Man mano che sono salito è aumentata la neve e anche la strada è decisamente meglio, cioè ci sono le impronte delle macchine che hanno battuto la neve, come ce n'è un po' di più qui non ghiaccia e quindi riesco a salire abbastanza agevolmente. Comunque questa è Madonnina del Dom, lì dietro c'è la casetta degli alpini e adesso vediamo se riesco a salire a sinistra oppure cambio programma. La strada al momento sembra battuta, c'è almeno una corsia, due, una a destra e una a sinistra. Provo, no, a dire la verità non so se valga la pena fare tutta sta fatica, un pezzo ci provo dai. Guarda che lusso qua, battutissima, magari fosse tutta così, arrivo fino in cima. Ho deciso di cambiare approccio, si fa una fatica bestia andare su pedalando, per cui ho deciso di effettuare un po' di sano spingismo e vado su un pezzo, magari non so se arrivo proprio fino sui prati sommitali, ma almeno un pezzettino cerco di risalire. Nuova tecnica, salita spinta in impennata. Ormai la traccia qui si sta restringendo sempre di più e quindi diventa un po' difficile, cioè pedalare è faticosissimo, quindi non ne vale la pena, ma anche spingere la bici non è proprio comodo. Adesso farò ancora un pezzettino fino qua, adesso il prato si torna ad aprire, vado fino lì così vedo anche un po' verso la Slovenia e poi mi mangio una roba e riparto. Non vado fino in cima, che è veramente una scannata assurda e poi non sono nemmeno troppo convinto di divertirmi più di tanto in discesa. Ci si diverte se il sentiero è battuto, altrimenti si fa un sacco di fatica a controllare la bici e non ne vale la pena. Basta, mi fermo qua, mi faccio uno spuntino con Bivo e intanto mi godo un po' il panorama, super panorama. Laggiù c'è il Piancavallo, poi ci sono tutti le prealpi carniche, laggiù credo laggiù in fondo deve essere il Duranno, quella puntina là, mentre laggiù c'è l'Antelao, quindi Dolomiti. Verso il Cadore, ecco laggiù, cosa sono? Le tre cime quelle? Forse sono le tre cime, molto limpido. In Cadore sicuramente più bello che no qui. Tra l'altro per farti un po' capire quanto freddo faccia, nella borraccia, questa qui in plastica, l'acqua si sta un po' congelando, quindi siamo almeno sullo zero. Vivo tipo gelato, molto buono. Ad ogni modo qui vabbè si vede il monte di Ragogna un po' più in basso, quindi sopra il Mont di Prat e dietro cosa c'è? Il Raut, però adesso dirti qual è di preciso non lo so, quale può essere? È uno di questi qua davanti e dopo c'era il Pramaggiore e quei monti lì, però non ci ho mai girato più di tanto, quindi non li conosco particolarmente bene. Ghiaccio, porca troia, spettacolo.
Discesa terminata, sono di nuovo all'abitato di Faedis. Adesso non mi resta che fare l'ultima mezz'ora circa per tornare a casa. Praticamente sarà tutta in leggerissima discesa e probabilmente anche a favore di vento, se c'è ancora. Adesso vediamo appena esco dalla valle qua, di sicuro dovrebbe esserci ancora un po' di bora, però dovrei averla di schiena, quindi probabilmente mi spingerà verso casa. Il video di oggi è una novità per il mio canale, precisamente il primo bici vlog. Non è proprio una novità del tutto, perché il canale all'inizio proponeva video di mountain bike, poi mi sono evoluto. Ad ogni modo questo è il primo, diciamo, bici vlog. È nato appunto perché con la zona arancione l'unico sistema per uscire dal comune è l'attività sportiva. Oggi volevo andare un po' a toccare la neve sullo Ioannaz e quindi ho preso la bici, sono partito e ho deciso così di provare a fare questo vlog. Per cui, per piacere, lasciami un commento, dimmi cosa ne pensi. Spero comunque che il video ti sia piaciuto e poi dai, ci vediamo ad un prossimo video. Speriamo di nuovo in montagna e liberi di muoversi, almeno nella regione. Grazie per avermi seguito, un saluto, ciao ciao!